work experience è stata un modo per entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale, nonostante io avessi avuto esperienze diverse anche in precedenza. Qui sono entrato con un progetto ben preciso, del quale poi io ho la responsabilità di svilupparlo, pensarlo, trovare delle idee per cercare delle soluzioni, portare a casa dei risultati positivi per l'azienda. È stato un modo, secondo me, di portare dei vantaggi più univoci sia a me sia all'azienda stessa. Il fatto che io sia entrato in questa realtà, assistito diciamo da un ente che mi ha dato il supporto nelle prime fasi del colloquio, ma anche poi durante tutto il percorso di stage, seguendomi qualsiasi fosse la mia esigenza, è stato sicuramente un modo sicuro per me di poter portare a casa gli obiettivi. Quando sono entrato, diciamo, non era ben chiara quale fosse la mia missione data la mia formazione. Qui c'era bisogno, c'era un'esigenza di vedere le cose in maniera totale. Io ho cercato di portare il mio, che era una breve, diciamo, esperienza pregressa, focalizzata più sulla logistica e sulla supply chain, però insomma anche occupandomi di tutt'altro quello che serviva, insomma, ho cercato di farlo quando mi veniva chiesto. Dare un consiglio ai giovani come me sicuramente sarebbe quello di provare a intraprendere un'esperienza del genere. E poi magari uno può aver paura dei colloqui, può aver paura di interfacciarsi con delle persone che bene o male hanno 20 anni più di noi. Il consiglio che posso dare io riguardo a questo è di essere sereni, di essere tranquilli. Le persone che poi dovranno lavorare con voi sanno che è la vostra prima esperienza e saranno disponibili ad aiutarvi qualora ne avete bisogno. Insomma, prendete l'occasione al volo